un lavoro molto manuale. Dove si impara questo lavoro? Guardando i più vecchi e avendo un po' di passione. So che lo fanno in pochi ormai. Molto pochi, molto pochi. Questo qua adesso stiamo aggiustando una bilancia. Non c'è niente diciamo di tecnologico, serve solo la calcolatrice per calcolare quanta rete mettere per ogni metro, solo quello. Tu vivi di questo lavoro, Davide? Sì, non è ancora, non è così semplice, per il momento ce la facciamo ancora, perché è un lavoro che ci vuole molto tempo e il lavoro non è pagato proprio, secondo me, come dovrebbe. È per questo che in pochi lo fanno. Penso proprio di sì. E la vostra famiglia da quanto tempo? Penso che sappia io più di 60 anni, Sempre qui a Caorle. sempre qui a Cava. Prima avevamo un centro storico, però come logistica è molto meglio qua. Adesso il centro è... Che valore ha una rete fatta o riparata a mano? totale, Perché? perché sì, anche quando vedo se c'è un buco o qualcosa, la macchina non lo vede e io riesco a vederlo. Quindi se l'aggiusto io o la faccio io è sicuramente fatta bene, come qualsiasi altro pescatore. È un lavoro che tramandi ai figli? Spero di sì, da laureati però, Perché? perché che abbiano un'altra prospettiva. Io ho fatto lo sbaglio di non laurearmi, quindi possono fare anche questo, anche i pescatori possono fare, però da laureati. Me lo auguro. Questa è una impiombatura, un nodo centenario, semplice, 1000 usi. È uno di quelli che tengono, Assolutamente, questo qua può rompersi ma non si scioglie, quindi va bene per le barche, per un sacco di... per un sacco di cose. Quanti lo sanno fare? Non lo so, io che conosco io non sono in tanti, sia pescatori che anche gente che lavora insomma sulle barche non sono proprio in tanti. E anche ad esempio le funivie usano questo tipo di nodo. Quindi si prende una corda, un po' si Si disfa e innesta, poi... esatto, si innesta dentro. Si Quindi innesta fa resistenza con se stessa. assolutamente, più si tira più il nodo si stringe.